famiglia. Buonasera ragazzi da Playa del Carmen. Tantissimi mi hanno detto: come fai a vivere a Playa del Carmen e non aver provato la pizza della famiglia? Quindi dopo quasi 5 anni che vivo qui andiamo a provare questa famosissima pizza. Ed eccoci arrivati alla famiglia, questo ristorante pizzeria italiano famosissimo per la pizza. Questa è la sala principale, ma sono 2 piani volendo. Adesso vediamo che cosa mangiare. Oltre alla pizza ci sono anche le entradas, che sono gli antipasti, bruschette, carpaccio, poi ci sono le insalate, i gnocchi fatti a mano, fettuccine, ravioli, pesce, carne, dolci, ma noi vogliamo la pizza. Ci sono anche articoli della Gazzetta dello Sport Inter d'Italia. Abbiamo ordinato una pizza margherita da dividere e chicca, hanno la birra italiana, hanno la Peroni, che per me che viviamo qua è tanta roba. Ed eccola qui ragazzi, la Peroni direttamente dall'Italia, nastro azzurro, italiana. Wow. Ci hanno portato anche un po' di pane e da buon italiano cosa facciamo? Pane, questa salsina con il prezzemolo e l'olio. Ed ecco la nostra pizza ragazzi, guardate qua. ¿Quieren algo picante, chile? Io sto bien, ¿También? però sì. Gracias. Beccatevi la nostra pizza margherita. Ok, proviamo la famosa pizza della famiglia. Beh, è buona ragazzi, veramente buona, guardate anche sotto com'è. Wow. Ragazzi, la pizza veramente era buona, è veramente una gran pizza, avevo ragione, peccato che non sono venuto prima. Il conto ragazzi è per una pizza margherita, una birra lager e una Peroni abbiamo speso 340 pesos, che sono circa 17 euro. Con la mancia magari daremo 20 euro, dai. Ragazzi, consiglio assolutamente la famiglia, perché pizzeria e ristoranti, ho provato la pizza e devo dire che veramente è una delle pizze migliori che io abbia mai provato qui a Playa del Carmen. Quindi veramente tanta roba, wow.